Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Fioi, ultima tappa del mondiale, 29 novembre 2018, Phoenix, tracciato ovale, Fioi, consumo gomme basso, uso carburante medio. Signori, ci giochiamo veramente il mondiale qua. E niente Fioi, dovevamo fare veramente una gran gara, cercare di vincere la classifica piloti e costruttori. La piloti è quasi vinta, siamo a più 8, basta due punti perché comunque abbiamo più vittorie. La costruttori invece siamo a un punto invece di ritardo, quindi dobbiamo fare bene e sperare nel ritiro della Flores, che mi sta altamente sui coglioni. Buono raga, scegliamo lo sponsor, raga, sì, un saluto. Raga, ci becchiamo dopo le qualifiche, speriamo di fare delle belle qualifiche. E doppietta! Pino Costa, signori, Pino Costa ha fatto un setup perfetto. Fioi, sono gasato. La Flores è terza, Becker quinto. Poi possiamo fare un grande. Sono di una tensione raga inaudita perché ci giochiamo tutto. Il campionato piloti è quasi fatto, ma mi interessa tanto anche i costruttori. Ora tutte le morbide stavolta, assetto gara 3. Morbide e assetto gara. Setup, vediamo, a parte il qua, però comunque un setup perfetto. Strategia piloti, partiamo a bomba perché dobbiamo partire forte. Strategie, ok, allora qua però il carburantos 13 laps. Guarda quante gomme, cazzo, guarda quante ne ho usate qua. Anche di qua, quindi puttana miseria. Ecco, questo è un problema. Per fare i setup così ho usato tante gomme. Vai, va bene. Vai. Vai raga. Primi secondi dobbiamo attaccare come dei disperados. Dobbiamo fare i primi giri, dobbiamo cercare di accumulare nei primi giri. Speriamo di riuscire in questa impresa. Pino, seconda pole position comunque per il Kuma, Stiamo su Costa. Dai raga, cerchiamo, che è difficile fare selezione in un circuito così. È molto difficile. Però non si sa mai. Dopo chiaramente andiamo con le intermedie. Mamma mia la Flores, io non la sopporto, è una puttana di merda. Ma no, perché mi sta sul cazzo, perché non sbaglia mai. Mamma mia, non la sopporto, scusate, non è maschilismo o cose, è solo che è forte, quindi la soffro. Becker è sesto, questo è bene per la classifica piloti, per costruttori. Stiamo tutti tirando come dei disperati, perché chiaramente deve essere così all'inizio, il primo stint è così in una gara del genere. Mamma mia la Flores come gira, la Flores mi viene a prendere la Flores, ragazzi, che donna. Attenti anche al carburante. Siamo tutti con le gomme finite. Pit stop intermedie, 18 giri. Pit stop veloce. E ok. Dopo facciamo andare anche Pino. Dai, dopo mettiamo gomme così, ma il carburante, diciamo, alto e neutrale, rischiamola. Pit stop anche per Pino, uguale. Carburante 18. Non posso sì, ciao. Fare strategie diverse perché non posso rischiare. Costa è terzo. Ok. Perfetto. Ma mi ha superato con la bandiera gialla! Ma... No, non ci credo, la Flores mi ha superato con la bandiera gialla, no, inaccettabile. No, voglio la squalifica però. Ma dai, ma cos'è?
Ma che roba è? Ma che roba è, ragazzi? Adesso possiamo gestire un pochino le gomme per fare uno stint lungo per poi cercare di chiudere con le soft. Vediamo se è possibile. Andrebbe benissimo. Primi e terzi vinciamo tutto. Con primi e terzi vinciamo tutto sicuro. È chiaro che la Flores è una... sta arrivando anche Becker. Arriva anche il porco di Becker. Dobbiamo stare con arancione, arancione. Allora, adesso non va più bene. Ah, però attenzione, Becker però alle soft. Attenzione, Becker alle soft però. Il porcellone di Becker alle soft. La Flores è terza. Noi torniamo con le nostre gommette gialle. Vediamo quanto riesco a durare. La Flores. Tanto Becker sprofonda al nono posto chiaramente, ma devo ancora dare tutti i box. Pino sempre primo. Per fortuna l'assetto funziona. Stiamo su, vediamo Pino, vediamo il buon Pino e la Flores e la... La Flores chiaramente sta dando tutto adesso. Dai Pino, butta fuori la Flores. Buttala fuori. Ok, allora adesso che vanno ai box noi possiamo spingere almeno un giro o due. E vediamo di guadagnare qualcosa. La Flores va ancora con le medie. Aspetta, come è messo Costa. Costa deve andare ai box ancora all'intermedio per poi chiudere con le soft. Questo è l'obiettivo. Quindi devo spingere a tutto con queste. Aspetta. (17) e così. Possiamo andare così. Perfetto. E Pino, anche Pino, la stessa cosa. E vediamo se riusciamo a chiudere così. Dopo chiudere chiaramente con le soft. Questo è l'obiettivo, ragazzi. Questo è l'obiettivo. Costa è quarto. Costa è quarto in questo momento. Perdiamo dalla Flores, purtroppo. Pino rimane primo. Però Becker ha già le gomme molto usurate. E adesso ne dobbiamo spingere come non ci fossero domani. Dai fioi, non so neanche a parlare, sono troppo teso. Sto sparando cagate a nastro. Vediamo se la strategia è corretta. Voglio tutto, voglio il double. Anzi, voglio vincere il campionato piloti, costruttori e manager dell'anno. Tutto voglio vincere. Anche se chiaramente Becker alle soft, ma mancano ancora 18 giri però. Cerchiamo di tenerle un po' adesso, se no non arriviamo tranquilli. E si usurano velocemente le gomme, incredibilmente, anche se in realtà è un consumo basso, però non mi sembra sinceramente. Non mi mancano 16 giri. È chiaro che con il carburante non ce la facciamo, ma neanche con le gomme. Costa è secondo la Flores cava in... la Flores va ai box. Per ancora le medie. Io invece aspetto 14 giri. Io voglio mettere le soft. Che ho anche le prestazioni migliorate. Posso tirare al massimo, vai, tiriamo. E facciamo 2-3 giri così. E speriamo. Dai ragazzi.
Bravi, questo è quello che dovevamo fare. Loro le stanno anche consumando le gomme. Pit stop, pit stop. Carburante. Mettiamo per sicurezza 12 giri, componenti così. Pit stop veloce. Pino lo stesso, super soft, carburante. Per 11 giri facciamo uno in più. Ok. Dobbiamo tenerlo così per il momento e lo stesso qua. E adesso vediamo se è fattibile. Costa è terzo in questo momento, la Flores era avanti. Guarda, guarda come mi rallenta, non ci credo. C'è la cupola ragazzi però, Pino rimane primo. La Flores farà un'altra sosta sicuro, E adesso vediamo. Becker è quinto, questo è molto positivo. E mo vediamo se è fattibile. E in risparmio la Flores. 8 giri, 8 giri. Ragazzi possiamo fare, abbiamo fatto secondo me la strategia perfetta a mio parere. Adesso tocca ai miei piloti. Tocca a loro adesso. 7 giri, occhio al carburante, che qua il carburante va via a nastro. Occhio al carburante. Mancano 6 giri, 8 e 8. La Flores è in grossissima difficoltà, ne abbiamo le gomme perfette. Che tensione, raga, che tensione. La Flores è in grossissima difficoltà. In questo momento doppietta. E la Flores è rimasta anche ai box, quindi perde anche terreno. Guarda, guarda, guarda sto coglione. Mi fa un po' paura il carburante, ragazzi. Mi fa un po' paura il carburante, 3 giri. Sta calmo, sta calmo. Siamo primi secondi, possiamo fare una vittoria mostruosa. Vincere tutto da fenomeni. 2 giri. Guarda, loro non vanno ai box e mi hanno dato un vantaggio incredibile. Possiamo chiuderla anche così, ragazzi. Questa può essere la doppietta che mi dà la vittoria delle vittorie. Andiamo in Formula 1 da fenomeni. Pino comunque vince un'altra gara. Complimenti a Pino. Bravo Pino. Pino vince. E Costa vince il mondiale. Vinciamo tutto. Yes! Sì! Mamma mia cosa ho creato. Oh yes. Mamma mia ho vinto tutto da qua ho fatto veramente come è un pro sto gioco, questo lo posso dire finalmente. E si va a vincere, si va a dominare. Mamma quanto godo, la libidine è sempre più pura. Sì, ho scritto una storia qua devastante, Mamma mia cosa ho fatto. Mamma che ho fatto. Primi e secondi, più tutto. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Doppietta. Doppiettona. Vinciamo il mondiale con 12 punti sulla Flores. Pino terzo, signori. Pino terzo, incredibile. Se Pino non cappellava le gare, certe gare, poteva veramente insidiare Costa, E vinciamo la classifica costruttori con 21 punti di vantaggio, signori. Il Cume ha vinto i 2 titoli in Europa e i 2 titoli in Asia Pacifico. Adesso è Formula 1. Yes! Oh yes, oh yes, oh yes. Molto bene. Vabbè, andiamo, siamo a 0, proprio 0 giusti. E vinciamo tutto. Oh oh, e vinciamo tutto. Premiazione 2018. Campione del mondo Gustavo Costa, rappresentante della squadra Marchetta. E ve lo godo. E costruttori anche, ci becchiamo 30 milioni di euro. Che sbozzo. Adesso vediamo se mi danno il trofeo, se non lo danno neanche stavolta, che veramente bestemmio dietro a tutti. Vuol dire che... Adesso ce la dà. Non ci credo. Vedi, allora era un bug. Oh, quello europeo, no, era un bug quello europeo. E l'hanno sistemato con la patch, perché te lo dà subito, il giorno stesso.
vuol dire che l'hanno sistemato con la pace. Va bene, dai, quello europeo non c'è, però sappiamo che c'è, insomma. Molto bene. Molto molto bene. Vedi qua i podi te li dà così, 11-13 perché vanno i due, vabbè, allora teniamo visto che è così, loro ti conta i due piloti se vanno insieme. Va bene, allora la teniamo così, anche se è un po'... non dovrebbe essere così teoricamente. Ok, ho vinto il trofeo, abbiamo vinto tutto, fiori, siamo fenomenali. Molto bene, riparazione terminata. Adesso ci becchiamo i soldi, ci becchiamo anche la promozione, raga. Oh yes, allora. Gatto da Dio all'automobilismo, capolina per Vasquez, confermato il ritiro di Hannah Oliveira, premio della stagione. Buh. 30 milioni. Manager della stagione, ciao, ancora il manager della stagione, ciao, pilota della stagione. Guglielmo Almeida, chi è questo? Incredibile. Vai, così. Posta. Le stesse pretese daranno istruzioni tecniche sulle norme. Ok. Andiamo in Formula 1 chiaramente. Sì, accetta. Ok. La Boy Speranza è stata promossa. E la Shario Motor Group relegata. La Zampelli promossa. E la Ruiz delegata. Quindi la Vexara è rimasta. Sono contento per la Vexara. Buono ragazzi, molto molto... Sì, stiamo ancora alla Boa Speranza, chiaramente dobbiamo tentare, anche perché possibilità di dare un'altra scuderia non le vedo sinceramente. Siamo in Formula 1 ragazzi, siamo in F1. Buono, buono, buono. Ok. Monoposto, qua dovremmo cominciare a fare anche la scocca. E va bene raga. Raga, saluto del comandante veneziano, abbiamo fatto qualcosa di grande. Sinceramente, cioè i piloti ce li ho in realtà per la stagione. A sto punto posso licenziare la Seppala. È vero, perdo 2 milioni, ma pazienza. E così risparmio. Ok, questi due piloti qua, penso di non cambiarli i piloti onestamente. Teniamo questi che sono comunque affidabili. Sono 4 stelle, solo se c'ho proprio un'occasione d'oro magari. Ciao, ciao Troione, ciao. Mi piacerebbe l'olandese, tipo The Graft, quella gentaglia là, però. Vado alla Balcazar, me la godo, grande Balca. C'ho Rick De Graaf, ma non viene, vedi, non interessato, purtroppo questo è un fenomeno, ma... Perché te sta facendo cagare, perché alla fine sta facendo cagare, però non vuole venire, non vuole venire, non capisco il perché. E vabbè, dopo comunque nel prossimo video vediamo tutto. Finito questo video non ci sarà la foto con i trofei scritti anche dal Cube. Abbiamo risolto questo problema, si vede che nel campionato europeo c'era il bug che hanno sistemato adesso. Vabbè dai, la sfiga del Cube. Raga, un saluto del Cube, veneziano. Ciao!